Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Se ami le storie più scottanti della cronaca italiana, assicurati di iscriverti subito e attivare la campanella. Iniziamo. Nel panorama della cronaca nera italiana, una svolta clamorosa scuote il caso che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Tina Rispoli, figura controversa nel panorama criminale napoletano, lascia il carcere per gli arresti domiciliari, mentre suo marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, rimane dietro le sbarre in quella che sembra essere una delle vicende più intricate degli ultimi anni. La decisione del Tribunale di Napoli segna un punto di svolta in questa storia iniziata il 17 ottobre 2023, quando un maxi blitz aveva portato all'arresto di 27 persone. Un'operazione magistrale che ha scosso le fondamenta del potere criminale partenopeo, coinvolgendo non solo la coppia Rispoli-Colombo, ma anche Vincenzo Di Lauro, figlio del temuto capoclan Paolo Di Lauro. Le accuse che pendono sulla testa della Rispoli sono di una gravità senza precedenti. Un pentito, la cui identità rimane protetta, l'ha indicata come il vero cervello del clan, una rivelazione che ha fatto tremare gli ambienti della malavita organizzata. La donna, vedova del boss Gaetano Marino, si trova ora a dover rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione al contrabbando di sigarette, accuse che potrebbero costarle anni di reclusione. Ma il vero colpo di scena arriva con la recente decisione del tribunale. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per lei, una decisione che ha sollevato non poche polemiche nell'opinione pubblica. Nel frattempo, Tony Colombo, il cantante neomelodico che ha sposato la vedova del boss, resta nel carcere di Ariano Irpino, dopo essere stato trasferito da Secondigliano. Il 38enne, noto per le sue performance musicali e il suo stile di vita eccentrico, non ha ancora presentato richiesta di attenuazione della misura cautelare attraverso i suoi legali. Gli investigatori hanno ricostruito un impero criminale che si estendeva ben oltre i confini di Napoli, con ramificazioni nel mondo degli affari legali e illegali. La coppia avrebbe utilizzato la loro notorietà nel mondo dello spettacolo come copertura per attività ben più oscure, creando un intreccio perverso tra musica, criminalità e potere. La sentenza definitiva, prevista per il 7 marzo, potrebbe rivelare nuovi scioccanti dettagli su questa vicenda, che ha tutti gli elementi di un thriller criminale. Una donna potente accusata di essere il vero boss, un cantante neomelodico finito nella rete della giustizia e sullo sfondo l'ombra sempre presente della camorra napoletana. Le indagini hanno portato alla luce un sistema complesso di riciclaggio e investimenti, dove i proventi delle attività illecite venivano reinvestiti in attività apparentemente legali, creando un vortice di denaro sporco che ha alimentato per anni il potere del clan. Non fatevi sfuggire i prossimi aggiornamenti su questa incredibile storia. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento con le vostre opinioni e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui casi più scottanti della cronaca italiana.